Va ora in onda Auto da Fè, un mondo senza testa, una testa senza mondo, un mondo in testa. Jean-Pierre? Siamo quest'oggi con Guido Salvini, oggi avvocato, magistrato per 40 anni al Tribunale di Milano, giudice istruttore, poi giudice per le indagini preliminari. Molti si ricorderanno di Guido Salvini per le sue inchieste in materia di terrorismo, di destra, di sinistra, anche internazionale, islamico. Ha riaperto la vicenda giudiziaria relativa alla strage di Piazza Fontana, si è occupato di tante altre vicende che sono anche in larga parte riassunte nel libro che fornisce lo spunto per la nostra conversazione di quest'oggi, conversazione della quale ringrazio il dottor Salvini. Grazie a voi per questa possibilità. Il libro si intitola Tiro al piccione, una storia del Palazzo di Giustizia, è uscito per le edizioni Pendragon nel novembre del 25, è una sorta di compendio della sua attività, anche sotto il profilo personale, umano, oltre che professionale, all'interno del Palazzo di Giustizia di Milano. Dottor Salvini, io mi sono fatto una serie di appunti e ho preso una quantità di segnalibri imbarazzante, per cui dovrò saltare tante cose delle quali mi piacerebbe parlare con lei, anche per non abusare del suo tempo. Ma dalla prefazione di Walter Vecellio, che introduce questo libro, vorrei partire perché Walter Vecellio scrive di lei a un certo punto: Guido Salvini è di tutta evidenza un personaggio particolare e direi perfino poco affidabile. Lei ci si ritrova in questa definizione? Sì, mi ci ritrovo. Quel poco affidabile, secondo me, nelle parole di Vecellio, che è anche un caro amico, significa una cosa precisa. Poco affidabile rispetto a quel conformismo, piattezza, qualche volta disinteresse anche verso gli interlocutori, che sono gli avvocati, gli imputati, che è cresciuto nel corso degli anni, anche dinanzi ai miei occhi, no? Perché per 40 anni di carriera, e prima mio padre, ho avuto l'occhio su 70 anni di vita nel Palazzo di Giustizia di Milano. E certo, diciamo così, una certa freddezza della gestione della giustizia, clientelismi e tante cose che abbiamo letto in questi anni delle cronache che hanno portato poi al referendum sostanzialmente, li ho visti crescere e ho cercato sempre di mantenere una mia indipendenza personale, che vuol dire umana, personale, politica, e quindi rispetto a un certo mondo che è un po' una oligarchia della magistratura, un potere, se sei indipendente diventi poco affidabile. Credo che fosse questo sicuramente è questo l'espressione il concetto che voleva comunicare Walter Vecellio. Piccola deviazione rispetto al libro. Lei ha fatto riferimento al recente referendum. Se non sbaglio, lei aveva previsto a inizio anno in un'intervista che avrebbe vinto il sì. Sì. È andata in maniera del tutto opposta, molti si sono sbagliati. Però nel merito lei è sempre stato critico rispetto alle correnti che caratterizzano l'Associazione Nazionale Magistrati e di riflesso anche il Consiglio Superiore della Magistratura. Così come è sempre stato critico sulla gestione dei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati. Lei li ha vissuti in prima persona in maniera terrificante, per quanto si legge anche nel libro, l'hanno colpita molto profondamente quei 7 anni di calvario per un procedimento disciplinare del tutto inventato, come si capisce leggendo il libro, no? Inventato a suo danno e per farle del male. Ecco, come valuta il risultato di questo referendum? Proprio una piccolissima deviazione rispetto alla certamente la possiamo fare questa deviazione. Io effettivamente 2 o 3 mesi fa, in un articolo sul Dubbio, che è molto letto negli ambienti giudiziari, avevo prospettato una probabile vittoria del sì, ma poi è cambiato qualcosa. L'Associazione Nazionale Magistrati, con il suo comitato per il no al referendum, ha avuto una capacità lei aveva definito un partito politico, bello che con il comitato no al referendum si è definitivamente legittimata come forza politica italiana. No? Diciamo che è uscita proprio allo scoperto, partecipando direttamente alla campagna. No? Tanto è vero che in fondo abbiamo visto la ANM, il comitato per il no, in prima linea, e in fondo i partiti di opposizione in seconda linea, si sono sentiti molto meno.
Ecco, i magistrati e il comitato hanno avuto una strategia comunicativa molto efficace che ha fatto rimontare l'iniziale svantaggio e quindi il vantaggio del sì che si profilava all'inizio della campagna, perché hanno avuto una comunicazione molto spesso ingannevole, molto semplice. Volete la magistratura sottoposta al potere politico? È ovvio che uno risponde no, certo, ma è puramente tautologica come dire, volete l'Italia la guerra o la pace? È chiaro che uno risponde la pace. Hanno avuto la capacità con una serie di slogan, ad esempio, ricordo uno, chi vota sì vota come Gelli, ma non si può, decontestualizzando vicende 40 anni dopo, in tutt'altra situazione politico-giudiziaria, ecco, dare dei massoni corrotti alle persone che votano sì, che avrebbero potuto votare sì. Oppure se ci fosse stata questa legge non ci sarebbe stato Mani Pulite, non vuole dire niente. Si utilizzano questi slogan storici che suscitano in chi li riceve una sorta di emozione, dice ma no, non voglio Gelli, avrei avuto Mani Pulite, non voglio che... per ottenere un risultato finale che poco ha a che fare con la concretezza dei problemi che erano posti dal referendum e su cui, in relazione a alcuni dei quali, aveva una posizione articolata, dubbia, no? Sì. Di tutto si può discutere razionalmente, ma in questa campagna fatta sugli slogan, la magistratura è stata più brava del governo ed è riuscita a vincere. Ripeto, per me alcuni aspetti potevano essere condivisi, altri andavano discussi, in un clima però che non fosse di guerra civile. Perché un paese in cui politica e magistratura si fanno guerra da 30 anni, in cui di fatto un referendum sulla magistratura è un paese che non funziona. In qualsiasi paese europeo la fiducia nei magistrati è un elemento costitutivo della vita istituzionale. Poi ci può essere la sentenza che non gradisci o il magistrato che ti... Ma la fiducia della magistratura fa parte del sistema politico democratico europeo come lo conosciamo in Francia, Spagna, Germania. Se manca questa e la magistratura è in guerra continuamente con la politica e l'una con l'altra, evidentemente nel sistema istituzionale c'è qualcosa che non funziona. Abbiamo perso un'occasione con questo referendum per un'evoluzione civile del nostro paese, secondo me, no? Alla fine. Sicuramente, quello che possiamo dire, al di là delle singole norme che possono essere discutibili. Non per la vittoria del sì o del no, ma proprio per quel tono di civiltà a cui lei faceva riferimento. E che è mancato assolutamente durante la campagna, è un effetto molto poi di conservazione, perché adesso per molti anni la situazione resterà così. Rimango all'introduzione, perché leggo, sempre citato da Walter Vecellio, una massima di Cesare Beccaria, nostro illustre concittadino, tra l'altro. Il giudice non cerca la verità del fatto, ma cerca nel prigioniero il delitto. È l'opposto di quello che lei ha praticato nella sua carriera. Ma quanti giudici così ha visto di fianco a sé in tribunale? Sempre di meno, sempre di meno. Io quando sono entrato in magistratura, siamo negli anni '80, ho visto così, molta più serenità e molta più capacità di ascoltare e molto meno protagonismo di quanto non abbia visto poi progressivamente crescere negli ultimi anni. Consideriamo che io sono figlio di un magistrato che ha presieduto la Corte d'Assise, quindi in processi importanti di terrorismo, di mafia, di sequestro di persone. Si chiamava Angelo Salvini. E mi ha insegnato mio padre ad ascoltare tutti, ascoltare gli imputati, ascoltare gli avvocati, ascoltare il pubblico ministero, non avere pregiudizi ideologici di nessun tipo, considerare sempre la persona che hai davanti. Questa capacità di empatizzare, no, e di mettersi in gioco, soprattutto nei processi penali ovviamente, direi che è venuta sempre meno con il passare del tempo, con magistrati di molti magistrati la porta era sempre chiusa. Io quando lavoravo la mia porta era aperta, se voleva venire a parlare una persona, un avvocato, una parte, ho sempre ascoltato tutti. Sono magistrati oggi che hanno la porta chiusa, spesso con poca esperienza, un po' arroganti, molto burocratici,
e un po' ebroi del loro potere, perché non dimentichiamo che vincere un concorso a 25 anni, cioè fare bene tra i temi, può succedere questo anche per fortuna, no? Cioè dimostrare di conoscere bene le sentenze della Cassazione e il codice penale. Non ti dà il diritto automatico per tutta la vita di giudicare gli altri. Per tutta la vita, perché poi sappiamo che i controlli successivi in pratica non esistono, vanno avanti tutti, no? A differenza, ad esempio, delle aziende private o di altri contesti, anche quello politico, dove devi almeno essere aereo. Il magistrato, vinti quei 3 temi, per tutta la vita acquisisce un potere immenso, che è quello di giudicare gli altri, la libertà, l'onore, un'azienda, la famiglia, l'ambiente. Non c'è settore della vita che sia, diciamo, sottratto a un intervento della magistratura, assolutamente legittimo che ci sia. Ma questo da quella che ha fatto il liceo, no? Il liceo classico, sentivamo una grande ibris, no? Quella forma di arroganza che ti tiene sopra gli altri e alla fine ti fa non vederli più. No? Ed è un fenomeno che io ho visto crescere nel tempo, di cui il potere di una certa oligarchia di magistrati, ci sono quelli delle correnti, del CSM, dell'Associazione Nazionale, quelli che compaiono tutti i giorni sugli organi di informazione, quelli che comandano, che sono poche centinaia su 9.000, e con ne sono un po' importato la conseguenza e l'espressione. Magistrati che vogliono avere un potere, e direi questa situazione l'abbiamo vista molto bene appunto negli ultimi mesi, in cui si sono affrontati il potere politico e di fatto il potere della magistratura. C'è una bellissima parte del suo libro nella quale lei, prendendo spunto dal fatto che a un certo punto si ventilò l'ipotesi di introdurre i test psicoattitudinali per i magistrati, lei si domanda però questa idea porta anche a riflettere su chi siano i magistrati. Ed è quello che lei ci ha appena detto. C'è una bellissima parte del suo libro che tratta proprio di questo. Libro che, lo ricordo per chi ci segue, si intitola Tiro al piccione, dove il piccione è lei, dottor Salvini, ma perché la volevano fare fuori? Perché volevano tirare al piccione Salvini? Se dovessimo proprio scarnificare tutto quanto e andare al sodo. Sì, perché sin dall'inizio ho mostrato di non essere dipendente da un gruppo della magistratura. In magistratura non è obbligatorio far parte di un gruppo, però è meglio esserlo. Che ti tutela sotto ogni profilo, le promozioni, gli avanzamenti. Lei addirittura dice, perfino bevendo un caffè uno si fa sfuggire una frase e viene subito catalogato come quello, diciamo, che è fuori dalla cricca. Fuori dalla cricca, fuori dai gruppi organizzati, che poi si parlano ad alti livelli, no? Ovviamente. E quindi, diciamo, questo è un po' stato la mia tara, no? Il mio difetto, e nello stesso tempo anche non avere nessun tipo di impostazione politico-ideologica, ecco, che spesso c'è nei magistrati, no? Condita da una grande autoreferenzialità, no? Io ho sempre cercato di guardare, di non essere, diciamo, non mostrare ostilità verso le idee dell'imputato, la posizione culturale, politica, perché si sono incontrati in tante situazioni, sia di terrorismo che di reati contro la pubblica amministrazione, perché noi ci occupiamo del reato, non disprezziamo l'imputato o le sue idee. Una posizione di neutralità rispetto a questo, che poi è quella che ti consente anche il dialogo alla fine, no? È più fruttuosa anche, perché l'imputato che ha la percezione che il magistrato ti disprezzi, no? Fa sì che il rapporto in un processo sia viziato, evidentemente, no? Viziato dall'origine con tutte le conseguenze. Indipendenza quindi interna, no? Dalla magistratura. Essere giudice è un fatto di coscienza individuale, non è frutto di un lavoro di un gruppo. Tu devi utilizzare la tua anima e la tua psicologia per fare il giudice tua, e poi non avere pregiudizi ideologici e schierare. Questo è un po', se sono riuscito a spiegarmi, quello che in un certo senso mi ha fatto tenere da parte per tutto il corso della mia vita professionale, ed è stato pagato abbastanza duramente. In più lei ha raggiunto risultati anche su questioni oggettivamente molto rilevanti, no? Per esempio il caso di Walter Tobagi,
la strage di Piazza Fontana, ne cito solo 2, il caso Ramelli, nelle quali ha manifestato questa attitudine, diciamo. Forse questo modo di essere diventava pericoloso per chi, diciamo, apparteneva alle cricche, alle correnti, a un'altra modalità di esercizio della funzione di magistrato. Essere un magistrato così diventava, uno diceva, insomma, si può anche essere così, allora. Questo diventa pericoloso e induce al tiro al piccione, forse, no? Sì, perché suscitava anche invidie. Ecco, lei ha fatto riferimento prima a suo papà, Angelo. Sì. Nel libro c'è anche una bellissima, per quanto sintetica, descrizione di suo nonno. Suo nonno era un medico, non ha mai visitato in privato, lei scrive, ha sempre esercitato nella sanità pubblica, si chiamava come lei, Guido, Sì. e ha lasciato a Milano, ora è rovina purtroppo, un sanatorio dove ciascun ricoverato aveva un balconcino al sole per poter contrastare le malattie. Deriva anche da questa radice la sua volontà di fare il magistrato, il giudice, da questa radice familiare. Sicuramente deriva dalla matrice familiare di mio nonno e di mio padre. Mio nonno, che si chiamava come me, all'epoca si usava a chiamare i nipoti con i nomi dei nonni. Anch'io mi chiamo come il nonno. Ecco, è una vecchia usanza, era un medico tisiologo, combatteva la tubercolosi, che allora faceva stage, soprattutto nelle classi più povere, perché non c'erano forme di prevenzione, c'era meno igiene, meno alimentazione. Altro che il Covid, faceva proprio strage nelle campagne soprattutto. Girava per le campagne con il calesse per convincere i contadini timorosi, riottosi, incerti, spaventati dal nuovo a vaccinarsi. Pensiamo a tutte le vicende che abbiamo vissuto anni fa con i Novax, cioè, ecco, la vaccinazione anche in quel caso è stata la salvezza. Dopodiché ha fondato questo sanatorio alle porte di Milano, in una zona particolarmente soleggiata, tra l'altro un bellissimo sanatorio stile Liberty, un gioiello della medicina di una volta, in cui ogni ricoverato aveva il suo spazio e poteva prendere il sole e pian piano si avviava la guarigione. Era diciamo, di fondo un socialista umanista, no? Nella miglior tradizione di quella che poi è una tradizione milanese del socialismo umanista, attento ai bisogni delle classi più disagiate. Effettivamente non faceva visite private e il paradosso è che la rovina del suo sanatorio è stata il segno della sua vittoria, perché la tubercolosi è scomparsa e quindi non c'era più bisogno di un sanatorio. Tant'è vero che è stato chiuso, a fianco è stato costruito un grande comprensorio che è quello di Garbagnate, che porta il suo nome, Vito Salvini. Tra l'altro questo antico sanatorio, che è uno splendido gioiello di architettura medica, purtroppo abbandonato, c'è un comitato che vorrebbe recuperarlo, c'è un grande parco, perché testimonia comunque un'impresa medica sociale di enorme importanza. E questa è la figura di mio nonno. Suo papà assolse Tina Merlin, questo lo ricorda lei, a me ha colpito, giornalista dell'Unità, che aveva allarmato fondatamente con i suoi articoli circa la possibilità che si verificasse, come poi si verificò, la tragedia del Vajont. Se Tina Merlin e suo papà fossero stati ascoltati, probabilmente magari la tragedia non sarebbe accaduta, no? Ecco, questo per ricordare anche quali sono le radici della ricerca di verità, giustizia e in relazione, diciamo, anche al valore sociale di quest'opera, no? Io posso proprio ricordare, io sono nato nel 53, nel 62 c'è stato il Vajont, ero un bambino, mi ricordo la sera si guardava il televisore bianco e nero tutti in famiglia. Oggi ovviamente non si fa più, perché il figlio è di là col cellulare, no? È scomparso quel momento educativo nel senso buono, no? Si vedeva la televisione insieme. Arrivano le notizie, c'è su un canale allora, la tragedia, l'acqua ha scavalcato la diga, un gran numero di morti, c'erano gli aggiornamenti che allora erano molto modesti rispetto a oggi, ma stavamo davanti al televisore. Mio padre era lì, uomo che controllava le sue emozioni, cioè, si alza con i pugni stretti e dice: noi l'avevamo detto. Io allora non ero in grado di capire, avevo 9 anni. Poi me l'hanno spiegato. Effettivamente mio padre e gli altri magistrati del suo collegio avevano assolto Tina Merlin e il direttore dell'unità, che avevano fatto una serie di servizi andando sul posto, perché Tina Merlin era della zona del Vajont, e avevano, ispezionando i luoghi e parlando con i valligiani, compreso e scritto che quella montagna poteva cadere nel lago, come è stato il Monte Toc, e poi l'acqua poteva travolgere i paesi di sotto.
I carabinieri l'avevano denunciata. Fanno un po' impressione queste espressioni. Per diffusione di notizie false e tendenziose a tubare l'ordine pubblico. È un articolo del codice che oggi non c'è più. Mio padre sentì i testimoni, le persone del Vajont, del posto, e si rese conto che era vero. Ci fu la soluzione e voi capite che se quella sentenza 2 anni prima della tragedia fosse stata ascoltata o presa in esame, poteva essere una prevenzione molto forte. In sostanza, per farla breve, la mia idea di fare il magistrato era quella di fare qualcosa di buono. Facciamo anche una parentesi. Io dove ero prima di fare il concorso? Ero al liceo Manzoni. Il liceo Manzoni negli anni 69, 70, 72, quindi siamo nel pienissimo della contestazione. Lì ovviamente c'è stata una trasformazione, nel senso che come tanti erano rivoluzionari, no? Non di quei gruppi marxisti, leninisti, stalinisti che insomma davano l'idea comunque di un'autorità anche se opposta a quella che volevano combattere, ma alla fine ci assomigliava. Erano rivoluzionari che volevano distruggere lo Stato per ergersi sopra le macerie dello Stato più in alto di tutti gli altri. Quindi non erano un grande obiettivo. Però ovviamente io facevo parte di un gruppo che si chiamava Movimento Socialista Libertario, un po' anarchico, un po' radicale, una cosa molto romantica, non faceva male a nessuno ovviamente. E non dimentichiamo che erano gli anni di Piazza Fontana, di Pinelli, e che il liceo Manzoni, centro di Milano, era a 2 passi da Piazza Fontana. Ne faceva parte, per farvi dei nomi, Michele Serra per un periodo, Enrico Mentana, eravamo dei ragazzi pieni di entusiasmi giovanili. Poi non si poteva fare il rivoluzionario così tutta la vita, perché in realtà non produceva. È stata una scuola di un'educazione sentimentale, no? E per fare qualcosa di buono, dopo, quando ho capito che non si poteva battere lo Stato, ma bisognava cambiare, migliorare, e ho fatto il concorso di magistratura, appunto nella linea un po' che mi avevano indicato anche mio padre e mio nonno, e da lì è cominciata questa storia. Io procedo in maniera un po' rapsodica, dottor Salvini, percorrendo il suo libro, che veramente di tutto cuore e di tutta testa consiglio a chi ci segue. Tiro al piccione, edizioni Pendragon. Dai dettagli si capiscono tante cose. A me ha colpito un dettaglio. Sì. Lei lo mette in una nota e ricorda una figura che nessuno conosce, perché nel libro ci sono storie che tutti conosciamo, anche male, molto spesso. Piazza Fontana, dicevo prima, Ramelli, piuttosto che anche l'ultima parte della sua carriera, gli ultimi mesi prima della pensione. Ci sono 2 vicende che poi magari sfioreremo, perché sono anche, diciamo così, entrate nella cronaca giudiziaria, ma ne sono uscite rapidissimamente. Su una in particolare, quella della Loggia Ungheria, mi piacerebbe spendere 2 parole, perché lei ha delle osservazioni molto precise su quello. Però, a fronte di tutto questo, ci sono poi una serie di osservazioni e di ricordi che mi sono molto piaciuti. Per esempio, lei in una nota mette una figura che in realtà a me ha aperto un mondo, quella dell'ingegner Domenico Salza. L'ingegner Domenico Salza a un certo punto collabora con lei, perché è un perito balistico straordinario. Collabora con lei anche in una vicenda che è quella relativa a una serie di azioni terroristiche commesse in Francia. Non stiamo a dirlo, chi legge il libro lo scoprirà, la leggerà. Però mi è piaciuto il modo in cui lei ha ricordato questa figura di persona estremamente dedita al suo lavoro e che tramite questa passione totale per il suo lavoro, tale da consumargli tutto il tempo libero, anche le serate, eccetera, è riuscito però a salvare delle vite umane, no? È un uomo straordinario. Era un vecchio ingegnere con una passione per gli studi per le armi e le perizie balistiche. Non avrebbe sparato nemmeno un canaino, ecco, per intendersi. Era una passione scientifica e ci fu di enorme aiuto, perché lui praticamente vedeva un proiettile e capiva da che pistola era stato sparato. Un po' come certi medici, non neanche hanno bisogno di visitare i medici di una volta. Mio nonno, ad esempio, per la tisi, no? Visitava le persone non appoggiando l'orecchio alla schiena per sentire i rantoli nel polmone. No? Sono 2 figure simili come stile, no? Come stile. L'ingegnere Salza aveva tutto un suo laboratorio e grazie a lui riuscimmo a risolvere molti di quei delitti che, proprio perché furono risolti, non hanno provocato altri delitti, no? Abbiamo individuato persone, soprattutto nel campo del terrorismo. Era talmente appassionato che qui racconto un aneddoto.
lavorava in una maniera indefessa. Poi, alla fine della perizia, gli oggetti se li teneva quasi fosse un suo museo, un ingegnere di riporti, perché la pistola, però il fatto che custodisse tutto serviva poi per altre indagini successive, ma talvolta finivano nell'ufficio corpo di reato del tribunale e andavano persi. A buon conto li teneva lui. È mancato anche lui. È una figura di quelli che hanno aiutato la giustizia e che nessuno conosce. Ecco, e che nessuno conosce. Abbiamo fatto tante perizie con lui. Ecco, parliamo anche delle perizie tipo, sì, per fare un esempio, anche perizie di Diafani, ecco, siamo morti, siamo ai livelli altissimi con i mezzi di allora, di quello che la magistratura poteva utilizzare al suo fianco. Mi ha colpito molto il fatto che una persona che fa il suo lavoro per bene può salvare la vita di altre persone. Questo, pochi si ricorderanno anche di Erminio Vittorio Carloni. Un altro capitolo lei lo dedica a questa persona. A me è piaciuto molto questa storia, minore rispetto a tutte le altre anche raccontate nel libro, che fanno parte della sua carriera di magistrato, perché lì c'è la volontà di dare dignità a una persona, una vittima del terrorismo dimenticata perché non aveva più nessuno. Questo signore era tornato dall'Argentina a fare la guardia giurata in Italia, no? A Milano. Viene ammazzato nell'epoca sempre del terrorismo, però siccome nessuno chiede il risarcimento economico, lui non esiste, burocraticamente parlando. E lei si è battuta insieme alla CGIL, in questo caso, al suo sindacato di riferimento, per farlo ricordare. Sì. Posso dire due Anche parole? Questo vuol dire fare il giudice. Le vittime del terrorismo sono stati magistrati, giornalisti. Suo nonno sarebbe stato felice. Ecco, Erminio Vittorio Carloni è un caduto, una guardia giurata, che è stato ucciso durante una rapina commessa da estremisti di destra dei nuclei armati rivoluzionari, quelli di, non c'era Fioravanti, ma quelli di Fioravanti Cavallini per intendersi, perché coraggiosamente, quando sono arrivati per rapinare la banca per autofinanziamento, non ha alzato, ha cercato di reagire ed è stato battuto. Era conosciutissimo nel mondo delle guardie giurate, un settore di difficile sindacalizzazione, perché sosteneva proprio alcuni diritti, ad esempio avere il giubbotto antiproiettili, turni di lavoro, pistole più funzionanti, che lo avrebbero salvato se fossero stati accordati dalle agenzie di sicurezza della Mondial Port. Ed era completamente dimenticato, non era nemmeno nel novero delle vittime del terrorismo, perché non aveva parenti, non aveva nessuno, era venuto su un ragazzo dall'Argentina e si era impiegato. Quando sono venuti i suoi colleghi del sindacato, mi ha detto: dottore, noi abbiamo provato a farlo riconoscere, ma si può riconoscere una vittima del terrorismo solo se un parente chiede il contributo economico. Ma noi non chiediamo il contributo economico, chiediamo solo che il suo nome sia nell'elenco del Ministero dei caduti. È stata una battaglia, alla fine, grazie all'aiuto anche del Comune di Milano, il Ministero l'ha inserito nell'elenco dei caduti per terrorismo e il suo nome è in una targa nella sede del sindacato. Tra l'altro gli sparatori confessarono a me che l'hanno ucciso, fu una mia indagine. E ricordo proprio umanamente, mi sono recato anche in Viale Zaro, dove c'è un piccolo cippo, dove c'erano spesso manifestazioni di guardia nell'anniversario di vecchi colleghi, perché nel terrorismo, come in ogni altro aspetto, non ci devono essere le vittime di serie A e di serie B. Lui ha dato la sua vita per difendere la legalità. Un'altra persona che è protagonista del suo racconto e che pochissimi ricorderanno e conosceranno è Simona Carnevale. Lei l'ha definita una Emanuela Orlandi senza cittadinanza vaticana. Tra l'altro lei si è occupato e si sta occupando per una commissione parlamentare di inchiesta del caso Orlandi Gregori. No? Sì, qui apriremo tutto un altro capitolo e la sua attività continua anche in questi anni. Sì. Ecco, Simona Carnevale è una Emanuela Orlandi senza cittadinanza vaticana. Il suo corpo non è mai stato ritrovato. No. Il suo assassino è un personaggio da manuale della psichiatria criminale, tutto sommato. No? Mi ha colpito questa attenzione a una persona senza nome alla fine, che nessuno conosce, che non fa parte dei casi famosi, ma che anche in questo caso prende una dignità attraverso il suo racconto nel suo libro. No? Come per esempio c'è un altro capitolo molto bello che è dedicato a 2 casi. Lei parla di 2 storie piccole, che invece non sono per niente piccole dal punto di vista umano. No, sono la soddisfazione di aver fatto qualcosa di utile.
Perché i processi non servono solo per condannare o assolvere, devono riuscire forse a portare nelle persone qualcosa che cambia il contesto in cui vivono. E nel caso delle due storie piccole, da un lato è nato un bambino e dall'altro un ragazzino stato La prima riguarda una coppia di 19enni giovani sudamericani, no? La seconda un bambino che è stato portato dalla mamma nei teatri di guerra dell'ISIS, del terrorismo islamico. Esatto. E poi riesce finalmente a recuperare, a sopravvivere miracolosamente e a recuperare una vita. Riusciamo a riportarlo in Italia? Posso dire due parole? Certo, grazie. Questa madre si è radicalizzata via internet. Sono quelle cose che succedono oggi, no? Era una famiglia di albanesi, operai, bravissime persone in Italia da sempre. Papà incredulo. Questa donna una mattina si porta via il figlio, prende un aereo a Bergamo, va in Turchia e poi in Siria perché si è radicalizzata per l'ISIS. No? Padre non li trova più. Un operaio, una persona veramente inserita, ecco, era commovente. Pensate, un padre che vede scomparire il figlio e sa che è andato là. Per fortuna, alla fine, quando l'ISIS è stata debellata, c'era un grande campo di prigionieri dell'ISIS che era tenuto dai curdi. I curdi erano i nostri alleati. I curdi combattevano per la libertà, combattevano anche per la democrazia, sono forse la punta più avanzata di certi valori in quel mondo, il popolo curdo, no? E a un certo punto ci chiamavano, dicendo: qui nel campo dei prigionieri dell'ISIS, donne, bambini, uomini, c'è un bambino che parla italiano. Cosa dobbiamo fare? È vostro? Ci hanno aiutato moltissimo. Abbiamo mandato degli uomini dei servizi di informazione, perché poi dei servizi segreti si parla solo male. Qui sono missioni non da poco che hanno fatto, questa è una missione importante. Hanno recuperato il bambino, che i curdi gli hanno subito dato. Il papà lo aveva già riconosciuto in foto. Io mi ricordo quando era rientrato, no? Una cosa commovente, il padre proprio me l'ha abbracciato, si è messo a piangere, non c'era quasi più nessuna speranza. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Anche tu hai difficoltà a digerire, soprattutto nei cambi di stagione? Bruciore di stomaco, mal di stomaco, gonfiore dopo i pasti, alitosi? Potrebbero essere tutti problemi digestivi. Noi oggi abbiamo la soluzione per voi, il nostro GastroFree, il nostro integratore, il nostro protettore naturale dello stomaco alla bava di lumaca. La bava di lumaca che va proprio a creare una barriera protettiva sulle mucose di stomaco ed esofago. Volete provarlo? Un flacone 24 euro, ma stamattina chiamandolo 030 68 40 408 un'offerta speciale straordinaria. 3 flaconi del nostro GastroFree a 59 euro. E se dite ascolto Radio Libertà, trasporto gratuito e anche uno splendido omaggio speciale riservato solo per voi. Chiamate subito adesso lo 030 68 40 408 per dire addio a quei fastidiosi gonfiori, a quel bruciore dopo i pasti, a quel senso di pesantezza dopo i pasti, al reflusso, insomma tutte quelle problematiche dovute alla cattiva digestione. Chiamate adesso 030 68 40 408 per la vostra offerta straordinaria di GastroFree. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. E il bambino è tornato ai suoi giochi, ai suoi amici, alla sua scuola. Certo, per chi ci crede era successa anche una cosa, fortuna, destino, non si sa. La madre aveva sposato un combattente dell'ISIS, perché allora si usava così. E durante le battaglie viaggiavano su una camionetta loro 4. Il combattente dell'ISIS, la madre, il piccolo Alvin, e il figlio che il combattente dell'ISIS aveva avuto da un precedente matrimonio.
c'è un bombardamento, viene colpita la camionetta, gli altri 3 muoiono, si salva solo lui, ferito ma si salva. I curdi lo trovano e poi ci avvisano. Ma cos'è questo? Un segno? Non so. E certo sono di quelle cose che rimangono veramente impresse. Averlo riportato a casa sono forse i processi che servono questo. Parlo di processo perché la madre è imputata di terrorismo, no? Cioè non era quello, non importa. Fosse stata anche, per dire, condannata o ritrovata, non è importante. Sarebbe stato 100.000 volte meno importante di questa radiazione che abbiamo portato in testa. C'è un altro capitolo, dottor Salvini, che mi ha molto coinvolto. È una storia che questa la conoscono più persone, ma la conoscono male, moltissime secondo me, ed è la storia di Sergio Ramelli. La storia di Sergio Ramelli è la storia di un ragazzo di destra che nella sua scuola, 18enne, è iscritto al Fronte della Gioventù, cioè l'organizzazione giovanile del Movimento Sociale Italiano. Non è un violento, non ha partecipato ad azioni violente, anzi subisce violenze perché lo minacciano, ma non solo, lo pestano il papà addirittura che va a scuola per prendere informazioni per poter trasferire il figlio che è stato angariato in tutti i modi e a un certo punto viene ammazzato in una maniera atroce, terrificante. 8 persone, 8 coraggiosi, come li definisce lei, molto coraggiosi, ciascuno con una chiave inglese pesantissima, micidiale, lo colpiscono più e più volte per terra e lo lasciano a terra in condizioni tragiche, perfino difficili da descrivere. Chi poi leggerà il capitolo troverà tutto anche il suo orrore, dottor Salvini, davanti a un'esecuzione brutale di questo tipo. Ma quello che mi ha molto colpito nel suo racconto è che per il fatto di aver indagato su questa vicenda, lei viene guardato di malocchio, terribilmente di malocchio, ed è un'espressione forse fin troppo gentile quella che sto usando, dai suoi colleghi, da molti suoi colleghi magistrati, e anche da tutto un cotè, diciamo un ambiente dell'intellettualità milanese omertoso, perché molti sanno di questa storia, sanno chi ha ammazzato questo ragazzo, a partire dai professori, o l'omertà dei professori, di professori della scuola che frequentava questo ragazzo, e l'omertà di tantissime, centinaia di persone, e lei scrive, che sapevano perfettamente chi erano i responsabili e hanno taciuto. Ecco, questo clima qui, questa terribile situazione per cui se tu non fai parte del mio ambiente sei un nemico assoluto e l'omertà diventa un'omertà mafiosa sostanzialmente, secondo lei esiste ancora in questa città e in quali ambiti eventualmente? Perché questo è un capitolo che fa gelare il sangue. Parlare di omertà oggi mi risulta un po' difficile perché i contesti sono veramente infinitamente diversi, anche se l'intolleranza verso l'altro è tuttora un pane quotidiano, insomma, lo vediamo nelle manifestazioni, nei dibattiti politici, c'è però il fatto che fenomeni del genere non sono accaduti più. Il processo Ramelli è stato un processo che in qualche modo ha contribuito a chiudere quella stagione, perché oggi morti in piazza, persone in ospedale ogni giorno sprangate o accoltellate per motivi politici, per fortuna, è un fenomeno che è scomparso negli ultimi 30 anni. Oggi abbiamo dei movimenti nuovi, ma sarebbe un discorso molto lungo. Sta di fatto che io parlavo prima di vittime di serie A e di serie B. Ramelli è una vittima di serie B, nel senso che è un ragazzo di destra, quindi non faceva parte dei buoni, tra virgolette, non aveva fatto niente di male, è assolutamente incensurato. Tutta la sua attività poteva essere stata attaccare dei manifesti sui muri, è una persona assolutamente non violenta, era di destra come si può essere di qualsiasi idea politica. Il fascicolo era rimasto in alto su un armadio, mentre avevamo risolto un po' quasi tutti i casi di terrorismo, no? Arriva a me al collega Maurizio Grigo, per caso anni dopo, e noi cominciamo a indagare, perché a noi non interessava che fosse quali fossero le idee della vittima, che ne faceva una vittima di cui magari bisognava occuparsi di meno. Noi dovevamo risolvere quel caso come abbiamo risolto gli altri. Ci siamo riusciti, ma mal ce ne incorse, perché intanto è impressionante il cotè, diciamo, dei responsabili, perché erano persone che ormai erano diventati professionisti, no? Studenti di medicina, 10 anni dopo sono medici, tutti di un milieu culturale, si direbbe radical chic, borghese, adesso per esprimersi forse con una espressione abusata, ma che fa capire, no?
certo livello. Uno era un fratello di un altro magistrato del tribunale, di una corrente, di un personaggio importante della magistratura milanese. E è come se si volesse che questa cosa fosse tenuta sotto una coperta. Beh, lo dico quello che è successo per far capire che spiega più di tanti ragionamenti. Mi ricordo che dissero, ma so che è avvenuto per ragioni anche perché ci fu anche un'intercettazione, che un magistrato importante di Milano, una corrente ovviamente di estrema sinistra, incrociando altri, dice, ma ha arrestato quelli di Ramelli, quel Salvini, ma chi gliel'ha fatto fare? Non poteva lasciar perdere, no, non poteva lasciar perdere perché un delitto è un delitto in modo indipendente dalla collocazione della vittima e si può fare del male per una buona causa, no? Per quella che si ritiene una buona causa. Questo è accaduto, no? Per quella che si ritiene una buona causa. Certo, da lì sono nati una sorta di isolamento, no? Perché era un delitto da nascondere, tutti lo sapevano. E fu lì che iniziò, perché fare quell'indagine fu una manifestazione di indipendenza, anche culturale. Certo, è un'indagine che ci ha coinvolto molto me il collega, anche perché gli assassini, il terrorista aveva fatto una scelta, il mafioso è il mafioso, persone che sono diverse da te in qualche forma, no? Hanno superato un varco, ma quelli responsabili erano simbolicamente i tuoi compagni di scuola, no? Venivano dai licei che io stesso avevo frequentato, potevano essere le persone che incontravi da una cena di amici, no? Eppure per tanti anni si erano tenuti dentro quella responsabilità senza costituirsi, senza avere il coraggio di pagare, aver ucciso in quel modo un ragazzo di 18 anni che non conoscevano, perché se avessero parlato avrebbero creato un danno e un disagio a quel mondo, diciamo così, della sinistra bene, che era quello dei buoni. Per cui era necessario mantenere un'omertà politica a difesa del proprio mondo, no? Del proprio mondo. Questo lo abbiamo percepito in modo molto forte, fino a quando la confessione è stata una forma di liberazione. Ma si doveva tacere per difendere il proprio mondo ideologico di riferimento. Quello che è stato importante è che le indagini e il processo sono del metà degli anni 80 fino a 87-88, quando ci furono le condanne a pene non alte, ma questo è giusto, perché l'importante è riconoscere la responsabilità, non importa intanto il carcere, ecco. Non c'è bisogno del carcere sempre per fare giustizia, però ha segnato un punto di chiusura di certe cose di violenza, ci ha fatto riconoscere che la violenza non è mai giusta da nessuna parte, e chiunque sia chi ne è vittima. Ha avuto una funzione, come dire, un processo che ha avuto una funzione educativa ampia, no? Che credo che abbia quindi portato alla fine qualcosa di buono. Ha fatto fare, tra virgolette, più pace nella società, ecco, proprio perché sono stati perseguiti i responsabili di morte da un lato e dall'altro. E questo è un elemento alla fine di pacificazione. Dottor Salvini, c'è un altro aspetto del suo libro che mi ha stimolato in me una riflessione e ha generato una domanda, quella che le faccio adesso. Che cos'è stata Mani Pulite? Lei racconta, tecnicamente parlando, quale fu il trucco processuale, mi sembra che lo definisca così, per cui le richieste dei pubblici ministeri di Mani Pulite venivano sempre accolte, no? Venivano sempre accolte da un solo GIP. Anche lei faceva il GIP. Sì. E le è capitato di doverne vagliare una, fosse sfuggita a questo trucco processuale, no? Mal gliene incozze perché finisce male, la sua competenza viene subito, diciamo, bypassata e si ritorna all'ovile, al solito GIP. Ecco, questo per dire che c'era, come dire, una onnipotenza, come così dire, della procura, ma finalizzata a cosa? Cos'è stata Mani Pulite? Parlare di Mani Pulite vorrebbe dire parlare una sera. Dovremmo cercare di, almeno come la vedo, in un concetto, no? Che ci fossero gravissimi episodi di corruzione che andavano perseguiti, direi che non c'è dubbio. Però, nello stesso tempo, distruggere una classe politica, partiti, che bene o male avevano governato l'Italia dal secondo dopoguerra in poi, con pregi e difetti, ma sono stati protagonisti anche
della risurrezione dell'Italia negli anni 60. Non è stato bene, non è stato bene. Si sarebbe dovuto trovare un modo per poter fare pulizia e all'interno di quei partiti un'autoriforma, ma senza distruggere una classe politica la cui scomparsa ha dato luogo a qualcosa non di meglio dopo, ma a partiti che sono aggregati personali di interessi con quadri politici di modesto livello. L'abbiamo visto tutti, è una discussione che si è fatta molte volte, ormai lo riconoscono anche molti di quei protagonisti di Mele Pulite. Andava fatta una pulizia, ma non uno scontro contro un intero sistema politico, con l'idea per altri di creare una specie di socialismo per via giudiziaria. No? L'idea era quella di probabilmente di fare un cambio, diciamo, un cambio del sistema politico facendo dei processi, che è assurdo, impensabile, non funziona così in paese. E per raggiungere questo risultato Mani Pulite è una specie di schiacciasassi, no? Schiacciasassi. Spesso molti episodi che in realtà erano di finanziamento illecito venivano trasformati in corruzione per poter arrestare, no? Arrestare le persone. In realtà il sistema del finanziamento, molto dibattuto con diverse leggi, è un problema aperto. Ecco. La corruzione è una cosa, c'è stata, ma trasformarla sempre il finanziamento illecito in corruzione non era molto sensato. Ed è quello che ha liquidato invece l'intera classe politica, questo meccanismo. Ora, per andare avanti questo meccanismo che ogni giorno vedeva gli arrestati, no? Ci voleva un GIP, insomma, che facesse passare tutto in fretta, no? Perché non poteva fermarsi quella macchina. Sì, io mi ricordo, ci fu questa cosa particolare, che 8655/92 è un fascicolo del Pio Albergo Tributi. Ecco, nel quale venivano inserite qualsiasi vicenda che nulla avesse a che fare, purché fosse di pubblica amministrazione. Un processo è un processo su una cosa, o al massimo su 2 o 3 collegate, non su tutto il mondo, ma inserendolo in un unico contenitore, qualsiasi cosa emergesse, si aveva sempre lo stesso GIP. Sì, perché ogni numero corrisponde a un GIP. Se c'erano tanti numeri, c'erano tanti GIP. E non sia mai che qualcuno fosse un pochino più, magari di idee diverse, o più cauto, o più riflessivo su certe richieste della procura. O forse sì, o forse no. Comunque, a me, per sbaglio, arrivò un pezzo di quel processo, 86-55, per sbaglio del cancelliere, e dopo, me lo portavano via dopo 10 giorni. Perché doveva esserci una macchina che andava avanti con un solo uomo, con una direzione politico-giudiziaria ben individuabile, no? Ben individuabile. Con risultati positivi, ma anche molti negativi che oggi, a distanza di 30 anni, rileggiamo. Posso dire una cosa, non faccio nomi ovviamente, perché non ha senso, ma io ho sempre detto che al CSM ci si va non perché si è particolarmente meritevoli, ma perché o si è attivisti di corrente, o si ha un gruppo di potere intorno a sé, e qualche volta come premio. Il GIP, che fu individuato come quello che doveva fare, mi viene la parola vuota di scorta, non so se sia molto giusto dirlo, ma insomma quello che doveva esaudire e seguire le richieste della procura, quando finì Mani Pulite, fu mandato al CSM. Non aveva fatto particolari attività di associative, fu proprio un dono che venne fatto dalla categoria. Un premio. Ecco, un premio. E questo fa capire gli errori di questo, cioè fa capire come il Consiglio sia un luogo di potere, no? Sia un luogo di potere dove un ristretto numero di magistrati governano su tutti gli altri, hanno in mano la loro vita professionale e talvolta anche umana, e possono costruire linee di politica giudiziaria, e non sarebbe questo il compito, perché il Consiglio Superiore della Magistratura è un organo di alta amministrazione che deve decidere concorsi, nomine, come fosse una qualsiasi commissione d'esame, diciamo. Quando diventa una fucina politica e si arroga il diritto di dividere i buoni dai cattivi, o chiaramente snatura il suo ruolo, e è il dibattito un po' che abbiamo seguito negli ultimi mesi nella vicenda del referendum. E direi che fosse anche peggio di quanto io già immaginavo allora, tant'è vero che non mi sono mai iscritto al corrente, ho sempre cercato di votare qualche rarissimo candidato indipendente. La vicenda Palamara
ci ha fatto vedere che fosse ancora peggio di quanto si immaginava, E da questo problema ancora sicuramente non siamo usciti. Due cose, due domande voglio farle in relazione a due vicende che lei racconta nel libro. La prima è relativa alla strage di Piazza Fontana. Lei l'ha riaperta, chi legge il libro e soprattutto chi dovesse poi essere incuriosito dal capitolo qui può leggere un altro libro che lei ha scritto con Andrea Ceresini, La maledizione di Piazza Fontana, che è uscito nel 19 per Chiare Lettere. Lo dico per una brevissima bibliografia, ma quel libro è veramente una miniera. Ecco, vicenda di Piazza Fontana e vicenda di Walter Tobagi, due cose di cui lei si è occupato. Sono due casi in cui chi legge il suo libro proprio ne è profondamente, diciamo, colpito, non si vuole cercare la verità. Per motivi magari anche differenti l'uno rispetto all'altro. Nel caso di Piazza Fontana e nel caso di Walter Tobagi, se dobbiamo proprio sintetizzare, ripeto, nel libro è dettagliatissima la narrazione, per cui chi lo leggerà troverà tutte quante le risposte, ma le chiedo, se dovessimo proprio sintetizzare, per quale motivo secondo lei la Procura di Milano non voleva la verità su Piazza Fontana, quella che lei faticosamente è riuscito a raggiungere, al di là delle condanne una verità adesso ce l'abbiamo, è chiara, e dall'altra parte la vicenda di Walter Tobagi. Perché anche lì non si voleva la verità? Lei racconta benissimo anche come il suo giornale, Walter Tobagi, giornalista del Corriere della Sera, viene ammazzato nell'80, ma anche non solo parte della magistratura, ma diciamo il suo giornale non vuole la verità e non la coltiva nemmeno oggi, nonostante lei abbia raggiunto anche su questa vicenda dei risultati indiscutibilmente chiari sotto il profilo fattuale, no? Perché nell'uno e nell'altro caso non si è voluta la verità? Piazza Fontana è stata una storia sfortunata. Infatti il mio libro che lei ha citato si chiama La maledizione di Piazza Fontana. Io ero un giudice solo, ero un giudice istruttore, tra l'altro per i non tecnici dico che ricordo che in quegli anni l'ufficio istruzione stava per chiudere con il nuovo codice. Mi sono trovato da solo, non avevo un ufficio alle mie spalle e ho cominciato a indagare. Siamo agli anni 89-90, cade il muro di Berlino, c'è la vicenda di Gladio, insomma si aprono delle prospettive in questo campo che è rimasto un campo chiuso, no? Non c'erano pentiti, le carte erano nascoste negli armadi dei servizi. Improvvisamente è stato possibile indagare. In pochi mesi mi ho portato molto avanti. Pian piano la verità sulla strage emergeva e lavoravo da solo, la procura non aveva nessun interesse a farlo, come se fosse così una indagine archeologica. Quando poi si sono accorti che in realtà la verità stava emergendo, hanno cercato di portarmelo via. E per portarmelo via hanno cercato di cacciare me da Milano. È stata una storia incredibile, proprio perché poi Piazza Fontana dovrebbe essere un valore che accomuna tutti, in cui i personalismi e le invidie personali non dovrebbero proprio aver posto. Dovrei essere esplicito, forse posso anche esserlo. In procura c'era un alto magistrato che aveva fatto le indagini in tempi andati. Ma lei lo racconta, Gerardo D'Ambrosio. Ecco. No? E per cui Piazza Fontana era cosa sua. Non ci poteva essere nessuno che andasse oltre i suoi risultati. Era infastidito. Io ho chiesto spesso tanto il loro aiuto, non me l'hanno mai dato. E quando glielo danno non è un aiuto, e perché le danno una sostituta che fa di tutto, tranne che l'unica cosa, fa un esposto contro di lei al CSM e le mette i bastoni tra le ruote. Per prendersi tutto, no? Il lavoro altrui eliminando chi l'aveva fatto. E tra l'altro prendersi tutto continuandolo malissimo, peggio che male. È stato impressionante vedere come personalismi, gruppi di potere, invidie possono agire anche su un caso di questo genere. Hanno cercato di mandarmi via da Milano. Sì. No? Perché quando ti rendi antipatico a dei potenti, non vanno via i potenti. Incompatibilità ambientale. Sì, una specie di mobbing, no? Incompatibilità ambientale vuol dire che io dovevo andare a fare il magistrato via da Milano. Cioè lasciare il mio luogo di lavoro, che era stato anche della mia famiglia, lasciare la mia famiglia, praticamente essere espulso dal mio mondo. E non avevo fatto niente, avevo fatto solo delle cose che loro non avevano fatto prima e che dopo, quando avevano visto che erano partite bene, volevano portare via me. Cioè una cosa veramente impressionante, insomma, dei peggiori ambienti che conosciamo dall'altra parte del lavoro del giudice, dei peggiori ambienti. Ne sono uscito vivo per miracolo. Beh, in questa vicenda, diciamo, io da lettore, senza secondi fini di nessun genere,
vedo che nomi che tutti ricordiamo, come Borrelli, come Pomarici, come appunto D'Ambrosio, ne escono malissimo dal racconto del suo libro. Sa qual è la tragedia? È quando ti fanno male i buoni. Quando ti fanno male i buoni, non hai modo di difenderti. Anche perché si crea un conformismo generalizzato per cui vieni completamente isolato. Io già mi trovavo dopo il processo Anelli, no? Isolato, e completamente isolato, ho avuto veramente paura di perdere tutto. Lei lo racconta molto bene, proprio la paura quasi fisica, no? Da chiudersi dentro il suo ufficio. Angoscia fisica. Lei pensi, non so, io che ho mandato a Pescara, piuttosto che a Rovigo, perdevo tutto, perdevo la mia famiglia, le persone che ho intorno. Perché? Perché avevo fatto bene delle cose che gli altri non erano riusciti a fare e che per portarle via dovevano mandare via me. È impressionante. C'erano poi anche dei sottofondi politici, sarebbe complesso spiegarli. Piazza Fontana andava meno di moda, diciamo in un certo modo, perché comunque no, ok. È troppo complicato. È un'altra cosa, prenderemo troppo tempo. Le rubo 2 minuti perché abbiamo fatto una lunga conversazione, però su Tobagi mi rimane questa domanda angosciante. Perché non si voleva la verità su Tobagi e perché il suo giornale non voleva la verità? Che lei ha trovato poi alla fine. Il caso Tobagi è stato un caso di fallimento preventivo e investigativo sia delle reparti antiterrorismo dei carabinieri, che pur hanno meriti grandissimi nel combattuto il terrorismo, sia da parte della procura, perché c'era un informatore prima. Questo informatore aveva già, con relazioni che erano state redatte da un bravo sottufficiale, aveva già avvisato che Tobagi sarebbe stato quanto prima vittima di un attentato, perché è un giornalista del Corriere che aveva fatto molti articoli contro il terrorismo, era considerato un giornalista da colpire perché aveva capito il fenomeno del terrorismo. Walter Tobagi, un uomo di punta del Corriere, una delle prime firme, però solo 33 anni. E non hanno capito assolutamente il pericolo. C'era un informatore, c'erano atti, pedinamenti nei suoi confronti, un tentativo di sequestro. A un certo punto Tobagi poi venne veramente ucciso come era stato preordinato e come erano stati preavvisati gli investigatori inquirenti tramite quegli informatori. C'erano decine addirittura di relazioni. Decine di relazioni. Che preavvertivano di questo rischio concretissimo. Decine, sì. È un'attività condotta da un bravissimo sottufficiale che si chiamava Ciondolo, che era riuscito a penetrare in quel mondo, no? E aveva una fonte inestimabile all'interno dei gruppi terroristici, una persona che gli forniva informazioni. E c'è questo disastro, no? Per cui Tobagi viene effettivamente ucciso quel 28 maggio. E qui si apre lo scontro, no? Tobagi era un giornalista vicino al Partito Socialista, vicino a Craxi, aveva fondato il sindacato dei giornalisti, diciamo, Stampa Democratica, che è una novità in quel campo e diciamo, erodeva l'egemonia del sindacato, diciamo, di più di osservanza comunista all'interno del mondo del giornalismo. Quando Craxi, che sta salendo un po' all'apogeo della sua storia politica, denuncia la morte di Tobagi come la morte annunciata e dice non lo avete difeso, si apre la prima guerra, che oggi è quasi dimenticata, la prima guerra tra il potere politico e la magistratura. Invece di accettare, di ammettere gli errori fatti, perché ci sono stati gravi errori di sottovalutazione, viene sepolto sotto il tappeto tutto. Anzi, quelli che osano dire la verità sulla morte di Tobagi vengono querelati, vengono sottoposti a processi, vengono zittiti. Invece avevano ragione. Ecco, pensate che io stesso ho fatto un'indagine sulla vicenda Tobagi, anche all'interno di commissioni parlamentari, un'indagine personale, e in tutti i documenti sono venuti fuori, erano stati nascosti. E io stesso, per aver ribadito quella verità che si voleva nascondere, sono stato querelato ancora pochi anni fa. Ovviamente ne sono uscito assolto. Processo a Brescia, assolto io, assolto il sottufficiale che era stato quello che aveva portato le notizie, addirittura che è stato un po' l'eroe di questa storia, è stato emarginato, mandato via 40. Ora, perché? Perché per la magistratura in quel momento
diciamo, il mondo politico di cui faceva parte Tobagi è un nemico, no? Un nemico assoluto, e non si poteva assolutamente consentire che, diciamo, dicesse che la magistratura aveva fallito in quel caso. E purtroppo anche il suo giornale si è schierato con quest'ultimo. Anche il suo giornale ha tradito la storia di Tobagi, allineandosi con chi diceva che era tutto chiaro, che non era accaduto niente, probabilmente per una convenienza politica di oggi. Il Corriere della Sera è stato ostile alla verità, molto ostile. Dovrebbe oggi, ci avviciniamo anche a un anniversario, fare una pagina sulla storia di Tobagi. E invece lo ha messo da un canto, accettando quella versione ufficiale secondo cui non era successo niente. Invece era successo di tutto, lo predicavano da tempo. E magistratura e carabinieri dovevano capirlo, saperlo. Dimenticato, sì, completamente dimenticato e tradito. Oggi Tobagi, se fosse vivo, fosse direttore del Corriere. Non stiamo parlando di un giornalista di seconda fila. Io ho cercato di far venire alla galla questa verità. È stato anche questo molto faticoso, molto faticoso. Alla fine lo sappiamo, ma il suo stesso giornale, che pure fa grandi articoli su altri possibili misteri, su questo tace ed ha sempre taciuto. Ecco, c'è un'ultima vigliaccheria, che è l'ultima parte del suo libro, lei che la chiama L'ultima vergogna, che lo stesso quotidiano, va citato, il Corriere della Sera, fa con la complicità di una sua collega. Lei lascia un ufficio e la dipingono come quello che lascia un ufficio, con casi irrisolti, quantità di fascicoli non chiusi. Insomma, mette in difficoltà la sua successora, che lei invece aveva accolto in maniera, diciamo, molto professionalmente, diciamo, esaustiva. Le aveva consegnato un ufficio in perfetto ordine. Aveva anzi smaltito 2 cause importanti, una sull''ndrangheta e l'altra sulla loggia Ungheria. Ne parleremo un'altra volta della loggia Ungheria, perché lei dice che quello era un caso peggio che Palamara. Sì. Però è stato completamente ignorato, no? Anche quello sarebbe da capire perché forse dava un quadro ancora peggiore rispetto a quello che era uscito dalla vicenda Palamara. Però il tentativo di sporcarla post pensione, lei va in pensione e cercano di infangarla un'ultima volta, no? Ha lasciato una situazione disastrosa alla sua società. Non era vero. No, era completamente falso. Era l'opposto. Era completamente falso. Perché i 2 procedimenti pesanti li aveva smaltiti con un rush finale incredibile prima della pensione. La loggia Ungheria sono riuscito a terminarlo, credo il 5 dicembre, andavo in pensione l'11 dicembre del 2023. Ed era arrivato d'estate. Pensate, non è un processino da poco, c'erano avvocati, un fiore di avvocati e 60 parti civili. È un processo importante, anche perché ha dato poi luogo a tutta la vicenda da Vigo, a tutte quelle vicende che non abbiamo tempo di sintetizzare, ma è un processo tra l'altro che è stato poco valorizzato, proprio perché ingoiato dalla vicenda da Vigo, ma in cui c'erano aspetti anche di, come dire, di complicità di magistrati in affari poco puliti, forse anche più del caso Palamara. Io mi sono trovato ovviamente con un ufficio in ordine, mi sono trovato chiaramente con un attacco vile alle spalle perché ho gettato in pensione, no? E avevo fatto tutto, non c'era più niente di significativo, avevo un ruolo assolutamente come gli altri. Certo, una persona che magari viene da fuori, che si spaventa perché fare il GIP è un lavoro importante, e che dice come faccio, e dà la colpa a quello che viene da fuori. Dico solo una cosa. Quella stessa collega che ha consentito questa operazione contro di me, il Corriere, ha fatto diverse delle cose. Proprio perché, vabbè, un giornale che tende un po' a tutelare la cupola della la magistratura che conta, insomma, i capi, no? E la cosa, c'è una cosa molto evidente, quella collega 6 mesi dopo se n'è andata. Evidentemente non era in grado, si è spaventata, ed è stato usato per fare un articolo falso in cui sembrava che io fossi il peggiore magistrato di questa terra, addirittura con apertura sul nazionale. È incredibile, è una vendetta. È una vendetta che veniva dall'interno della magistratura, commissionata a un cronista, no? Tant'è vero che quello per cui scrive gli viene passato direttamente, no? Alterandone i contenuti, i significati. È stata proprio la vendetta postuma, e poi l'ho spiegato,
Però ecco, questo fa male. Non ha potuto spiegarlo sul giornale che ha dato quella No, il notizia, Corriere della cioè Sera sul si è Corriere della rifiutato Sera. di pubblicare il mio articolo che spiegava che non era vero, e quello stesso Corriere della Sera che in qualche modo era anche criticato dal mio lavoro di indagine su Tommaci, no? Ecco, alla fine c'era un così, insomma, questo cosa vuole? Ecco, come dire, si prediligono i capi, no? E quindi torniamo all'inizio, gli affidabili. Ecco, questo è poco affidabile. Io no. Dottor Salvini, noi dobbiamo salutarci. Sì. Io la ringrazio del tempo che ci ha dedicato. Ricordo che abbiamo parlato del suo libro Tiro al piccione, una storia del Palazzo di Giustizia, edito da Pendragon, a beneficio di chi ci ascolta. Grazie davvero per tutto il suo tempo, poi riparleremo dei cecchini di Sarajevo, un altro libro del collega e amico Ezio Gavazzeni, ne riparliamo domani con Martina Radice, criminologa, e ne parleremo anche in futuro con lei. Sicuramente possiamo parlare. Si sta dedicando a questa storia che va raccontata. Che è sempre un po' nel campo di quello che è stato la mia vita professionale, una continuazione. Insospettabili personaggi benestantissimi che andavano a fare i cecchini, a tirare alle persone, compresi i bambini, a Sarajevo tra il 92 e il 96. Esatto. Ne riparliamo. Grazie. Grazie a lei, Kanaka, grazie di nuovo.